Real Casalnuovo e Licata si affrontano al Comunale Domenico Iorio nella gara d'anticipo valida per la seconda giornata del girone di ritorno di Serie D. Entrambe alla ricerca di una vittoria che si fa attendere, nel caso del Licata, da 6 turni, mentre per Reginaldo e compagni, attualmente quinti, l'ultimo squillo, risale al successo al fotofinish contro la Cireale, vittoria che varrebbe più che per la classifica per riportare in alto il morale dopo aver disputato un girone d'andata per lunghi tratti da protagonista per il Licata. Diamo uno sguardo all'11 giallo-blu: Valenti, Pino, Calaior, Lando, Giannone, Currò, Murgiarotulo, Lanza, Abercon, Saido, Reginaldo sul punto di battuta, tutto pronto per il film del primo tempo. Un episodio dopo appena 60 secondi, gol annullato a Licata, gol annullato a Leonardo Saido. Vediamo perché con questa palla in verticale l'attaccante è stato fermato in posizione di fuorigioco. Rimane più di qualche dubbio dal nostro fermo immagine. All'ottavo invece sblocca il risultato il Real Casalnuovo. Reginaldo ci prova su punizione, Valenti respinge, ma sulla ribattuta il più lesto è Carnevale che fa 1-0 avanti la formazione padrone di casa. Al 22esimo ancora in avanti, ancora protagonista col gol che invece vale il 2-0, battuto Valenti da Reginaldo con un bel mancino. Al minuto 32 cerca il Licata di riaprire la partita, palla dentro per Saido che colpisce, bravissimo l'estremo difensore del Real Casalnuovo a dirgli di no. Arriva invece il gol del 3-0 al 32esimo, contropiede che viene chiuso da Pinna su assist di Vivacqua. È così che si chiude anche il primo tempo. Fin qui gara senza storia, Real Casalnuovo 3, Licata 0. Nella seconda parte di gara di fatto non cambia molto. Al minuto 51 Antonio Carnevale parte da destra, salta il primo avversario, lo affronta un secondo, lo scarta ancora. Carnevale chiude un'azione magistrale col gol che vale il 4-0 e già il gol della settimana, quello del calciatore del Real Casalnuovo, che trova anche la quinta rete con la doppietta di Pinna che non sbaglia davanti a Perkons. Nel frattempo subentrato a Valenti, fine partita. Allora l'anticipo del campionato di Serie D Premier Real Casalnuovo che vince 5-0 su Licata.